Benvenuti, oggi è lunedì 14 ottobre 2024. Il sole sorge alle 7.06 e tramonta alle 18.25. La luna si leva alle 16.50 e cala alle 3.09. Oggi la chiesa celebra San Callisto. Il nome Callisto viene dall'antico greco ed è il superlativo di kalos, che vuol dire bello. Oggi 14 ottobre il mondo pone l'attenzione per la giornata mondiale contro l'incenerimento dei rifiuti. Questa giornata speciale è stata istituita con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui danni ambientali e sulla salute umana causati da questa pratica diffusa in molti paesi. L'Alleanza Globale per le Alternative all'Incenerimento, Gaia, è la forza motrice dietro questa iniziativa che mira a promuovere pratiche di gestione dei rifiuti sostenibili e a contrastare la diffusione dell'incenerimento come metodo di smaltimento. Oggi è l'85° compleanno di Ralph Lauren, stilista statunitense nato nel Bronx da una famiglia di immigrati ebrei dalla Bielorussia. Nel 1967 ha creato la sua etichetta ispirandosi a uno sport che incarna eleganza discreta e stile classico, il polo. La rivista Forbes l'ha classificato come il 158° uomo più ricco del mondo, con un patrimonio stimato di 7,4 miliardi di dollari al 4 novembre 2023. Tra le sue creazioni un abito da sposa per l'attrice indiana Priyanka Chopra, che ha richiesto 1826 ore di lavorazione. Compie 74 anni la giornalista e conduttrice televisiva Alda Deusanio. È diventata un volto noto della RAI presentando l'Italia in diretta, successivamente rinominato La Vita in diretta. Poi tante trasmissioni con la TV pubblica come Al posto tuo e Il passaggio alle reti Mediaset. Infine facciamo gli auguri per il suo 84° compleanno a Sir Harry Roger Webb, in arte Cliff Richard, uno dei più popolari cantanti nel Regno Unito, superato per vendite solo dai Beatles ed Elvis Presley. Prima con il rock e poi con il pop ha dominato il panorama musicale inglese tra gli anni 50 e 60, restando in auge attraverso più di mezzo secolo. Qualcuno lo fa risalire alle tradizioni della corte viennese degli Asburgo, altri al rinascimentale dolce consumato a Venezia. Ma il Pandoro, una data di nascita precisa, ce l'ha, quella del brevetto ufficiale del 14 ottobre del 1894. A registrare la ricetta con impasto morbido a forma di stella a 8 punte fu il pasticcere veronese Domenico Melegatti. Il nome deriverebbe dal veneto pan de oro, perché anticamente ricoperto da foglie dorate. Ma come funziona il moto dei proiettili? Quasi sempre su un oggetto agiscono più forze che lo spingono in direzioni diverse con intensità diverse. Tali forze si uniscono a formare un'unica forza risultante, calcolata mediante il teorema di Pitagora tra i vettori delle forze agenti. Quindi una pallina da tennis e qualsiasi altro proiettile seguono un percorso curvo per via dell'insieme di forze agenti. Ma a proposito di tennis, sapete che il servizio più veloce nella storia è stato di 263,4 km/h? Buongiorno e buon inizio settimana ai 12. Oggi le stelle aprono con grandi movimenti planetari, Trigono Sole Giove, grande positività, e Venere che litiga con Urano. Cosa vuol dire? Fretta del cuore e pochi chilometri a sud. Ariete, ebbene, il vostro cielo oggi è decisamente molto più dinamizzato, si preparano delle novità nel vostro settore astrologico preferito, lavoro e carriera procedono bene. Oggi una particolare intuizione vi rende molto permeabili la luna in 12ª. Toro,
La giornata di oggi prevede l'opposizione di Venere al pianeta Urano che ospitate voi nei vostri gradi. Tensione in amore, ma decisamente sono gli amici e tutto quello che la vostra 11ª casa con la Luna può procurarvi, ovvero collaborazione fortunata. Gemelli, il vostro cielo oggi con tutti questi cambiamenti sta affrontando un grande periodo positivo, proprio perché il Sole e Giove corroborano i vostri gradi di una nuova vitalità, gioia e brillantezza. Decisi a essere felici, la sfida di oggi sarà proprio quella di volerlo dimostrare al mondo. Cancro, la giornata di oggi è una giornata che prevede la quadratura del Sole, ma Marte recupera con i dolci sogni di Nettuno e quindi un Marte che anche grazie a Venere è stato sempre più addolcito. Benissimo, provate a vivere i sentimenti in una maniera sì focosa, ma sempre rispettosa dei limiti altrui. Leone, la giornata di oggi prevede un po' di scompì al lavoro, probabilmente qualcuno o qualcosa tendono un po' a ostacolarvi o almeno a darvi questa sensazione. Non siate ostili, anche perché Venere vi rende un po' ruvidi per adesso dalla sua quadratura, cercate semplicemente di osservare. Vergine, la giornata di oggi è una giornata che prevede la Luna in opposizione, probabilmente quindi c'è una certa stanchezza e calo d'umore, ma la bella Venere e le sue coccole sono dalla vostra parte, l'intuitivo Mercurio sta già cominciando a indagare in qualcosa di più profondo, sia in amore che al lavoro, dove qualcosa non vi convince. Bilancia, giornata decisamente piacevole, proprio perché c'è aria di rinascita nei vostri gradi con questo Sole. Bellissimo è in trigono con Giove che vi dà forza, coraggio ed energia e allora esplodete di vitalità. Piccolo viaggio o notizia positiva che arriva in termini economici. Nel vostro cielo, cari Scorpione, Venere regna ancora sovrana, ma oggi la sua opposizione con Urano è decisamente molto, ma molto evidente. Cosa vuole dire? Urano è pianeta della velocità e Venere ha fretta ed è il vostro pianeta ed è troppo distante da voi. Fretta di raggiungervi, fretta di farvi amare. Nei vostri gradi Venere si esprime con una grande passionalità. Tentate di non avere troppi scatti di impeto. Sagittario, giornata molto piacevole oggi proprio perché il vostro pianeta Giove incontra un'intesa meravigliosa con il Sole, quindi anche voi carichi di energia, di forza, di vitalità, di un ritrovato coraggio e di una riavuta ambizione. Cercate oggi con una luna un po' fastidiosa di comprendere in famiglia quali sono le esigenze dei vostri cari Capricorno. Una giornata che vede ancora Marte che prova sempre a fare finta di essere opposto, lo è assolutamente, ma le dolcezze di Venere lo trattengono e la Luna oggi vi suggerisce di essere un po' più comunicativi dalla sua posizione di terza casa e ci riuscirete e come. Acquario, giornata oggi con una prospettiva decisamente più nuova, al lavoro si rivolgono progetti e idee, visioni un po' più ampie e ambiziose. E potreste anche concedervi qualche sogno in più. Venere è un po' provocatoria e urticante, proprio non riuscite a passare sopra alla fine di un rapporto di cui ancora non vi spiegate il perché. Pesci, la giornata di oggi prevede la Luna nei vostri gradi, una giornata quindi emozionale, una giornata piena di cose da fare anche al lavoro in cui però brillerete. Venere peraltro tenta di darvi la spinta giusta e in combutta con Nettuno crea sempre i vostri dolci sogni. Il suo creatore, lo scrittore britannico Alan Alexander Milne, si era ispirato ai pupazzi preferiti del figlio, in particolare un orsacchiotto di pezza che inizialmente aveva chiamato Edward per poi cambiargli nome. Era il 14 ottobre del 1926 quando Winnie the Pooh fece il suo esordio sotto forma di romanzo per ragazzi. Con i suoi amici, tra quali l'asinello I.O. e il maialino Pimpi, ebbe un successo travolgente, tanto che la Disney ne acquistò i diritti, lanciando poi lungometraggi, serie animate e giocattoli. A
volte un concetto nuovo oppure la soluzione a un problema ci sembra una cosa semplice e non riusciamo a capire come mai gli altri non riescano ad arrivarci. In questi momenti di esasperazione puoi esclamare "Come on, it's not rocket science", letteralmente traducibile con "Dai, non è mica astrofisica". Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Questa è la storia della scrittrice che divenne scrittore. Nata Violet Paget nel 1850 da una famiglia di inglesi che praticavano il nomadismo, viaggiando per l'Europa da ragazza decise di comporre romanzi e di assumere un'identità maschile. Divenne così Vernon Lee, non solo nell'arte ma anche nella vita, vestendosi da uomo in un mondo che non era preparato all'uguaglianza tra sessi. Col nuovo nome firmò saggi filosofici e storici, ma anche romanzi fantasy, un genere quasi inedito per quei tempi. Ci salutiamo con la frase del giorno. Ognuno di noi ha vissuto qualcosa che l'ha cambiato per sempre. E anche l'appuntamento di oggi termina qui. Vi aspetto domani per una nuova puntata dell'Almanacco. Buon lunedì e buon inizio settimana!